Mancano pochi giorni all'inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. In queste settimane la fiamma olimpica attraversa città e paesi tra entusiasmo, bandierine e applausi. Proprio questa mattina è passata qua a Bassano. Ma accanto alla festa c'è anche l'altra faccia della medaglia. Quali opere resteranno davvero ai territori? Quali sarà la legacy per le comunità locali? Che impatto avranno su mobilità, suolo, risorse, energia, emissioni e qualità della vita? Le Olimpiadi sono davvero eventi di pace e fratellanza tra i popoli? Sono investimenti a vantaggio veramente di tutti? Per parlare in modo serio e documentato, martedì 27 gennaio il Circolo Europa Verde Bassano organizza una serata di presentazione e confronto con Luigi Casanova, presidente nazionale di Montai Wilderness e membro del direttivo regionale di Italia Nostra Trentino. E discuteremo con lui a partire dal libro Oro Colato, l'eredità per pochi delle Olimpiadi Milano-Cortina, di Luigi Casanova e Duccio Facchini di Altra Economia. Sarà un'occasione per capire cosa sta succedendo davvero, fare domande, portare riflessioni e discutere di sostenibilità, trasparenza, etica, economia, pianificazione e scelte che segneranno i nostri territori per decenni. La serata sarà in diretta Zoom e in diretta Facebook sulla pagina Europa Verde Veneto. Introduce e modera Renzo Masolo. Non è un incontro contro lo sport o contro gli atleti che meritano rispetti per il lavoro e i sacrifici di questi anni. È un confronto necessario su un evento che rischia di essere poco sport e troppo business e su ciò che rimarrà davvero dopo i riflettori. Vi aspettiamo, partecipate e portate le vostre domande e le vostre opinioni.